Lo sapevo. Lo sapevo che saresti tornato. Adesso potremmo ricominciare tutto da capo. Maria, sei così bella. Ho tanto sognato questo momento. L'ho tanto desiderato. E adesso finalmente sei qui. Amore mio dolcissimo. Nessuno deve vederti però, è troppo pericoloso. Manderò la mia cameriera ad avvertirti quando potremo incontrarci senza correre rischi. Io non t'ho mai dimenticato. Porta i cavalli nella stalla, sbrigati. Qui per il tuo bene, quell'uomo si approfittava di te. Lo sapevano tutti. Mirava solo ai tuoi... Io amavo Alessio e lo amo ancora. Se non si fosse intromesso mio padre, avrei sposato lui. E comunque non credere che sia una storia finita. Tornerà un giorno o l'altro. E lo rivedresti? Naturalmente. Tu pensi che sarei così pazza da rifiutarmi di rivedere l'uomo che amo? E che ti ha piantato? Non per colpa sua. Questo ricordalo bene. Gli anarchici sono i veri nemici della pace e dell'ordine. Lasciatevi servire. Finora siamo stati troppo tolleranti con loro. E qual è il risultato? Ordigni che esplodono, uccidendo decine e decine di innocenti. È un riflesso dei tempi, mio caro. Un'eredità dello zarismo e del vostro sistema terriero che crea malcontento, sperequazioni sociali e soprattutto fame. E che dovremmo fare, secondo voi, banchieri illuminati? Mettere da parte la vostra mentalità di latifondisti e trasformarvi in industriali. E se non siete in grado di farlo, allora cedete le terre a chi saprà adeguarsi ai tempi. Questo mai. Le terre dei Reininger non sono in vendita. A nessun prezzo. Cambierà idea. Non ci conti troppo, mio caro. Signori, siamo qui per divertirci, non per fare politica. L'ho mandato io in paese con la carrozza. Deve portare qui una persona. Ah, qualcuno che conosco? Qualcuno che non conosci ancora. Ma rimediamo subito. È una persona che posso presentarti immediatamente, mi scusi. Buonasera e benvenuta in casa mia. Venga. Ecco, mia cara, permetti la signora Carli, mia moglie, il signor Tessa. Molto lieta. Non sapevo che mio marito avesse delle conoscenze in paese a mia insaputa. Oh, ma no. Ci siamo incontrati solo pochi giorni fa. Ero caduta da cavallo e il signor Reininger è stato così cortese di riaccompagnarmi in paese. Spero non le dispiaccia, signore. Ma le pare. Del resto mio marito è adulto e sa benissimo come deve comportarsi. Non è vero, tesoro? Scusami, mia cara. Vorrei presentare la nostra amica agli altri ospiti. Ti prego. Fa pure come se io non ci fossi. Io lo dico sempre, la vita va vissuta pericolosamente, non è d'accordo, Tessa? Assolutamente, bella signora, io la seguo fino in fondo. Bene, mi fa piacere. Allora, chi tiene il banco? Non io, prego. Vorrei lasciare l'onore a qualcun altro. Più che giusto. Lei con te? Grazie. Vogliamo iniziare con una puntata minima di 100 lire? Siamo d'accordo? Per me va bene. Anche per me. Allora cominciamo.
Sua moglie è veramente bella. Non parliamo di lei, la prego. Quando le ho mandato la carrozza temevo che non accettasse il mio invito. E perché no? Mi sento così sola, così inutile. Lo so che significa, a volte provo anch'io la stessa sensazione. È difficile spiegarlo agli altri, ma sono sicuro che lei mi capisce perfettamente. Ecco, io mi chiedo, svegliarsi ogni mattina, muoversi, agitarsi, ma che significato ha? Dalle sue parole si direbbe insoddisfatto quanto me, ma non ne capisco il motivo. Lei è ricco, ha una splendida moglie e quindi... Non si lasci confondere dalle apparenze. Molte volte traggono in inganno, sa. Capisco. La vita è spesso ingiusta, purtroppo. Anche se ci conosciamo da poco, ho l'impressione di avere molte cose in comune con lei. Mi scusi, Claudia. Possiamo darci del tu? Con molto piacere. Vorrei farti una confidenza. Certamente. Ho dato questa festa con l'unico scopo preciso di rivedere te. Non dovevi dirlo. Ma confidenza per confidenza. Anch'io speravo tanto di rivederti. Claudia. 9. Lei è davvero fortunata. Sì, questa sera sono imbattibile. Allora accetterebbe qualsiasi tipo di scommessa? Caro Tessa, lei mi fa arrossire. Non sapevo che i banchieri fossero dei tali Don Giovanni. Oh, non mi permetterei mai. Tua moglie si chiederà dove siamo finiti. Oh, non si accorge di niente quando è presa dal gioco. Stavo pensando alle sue terre, per essere sincero. Se la sentirebbe di rischiarle al gioco. Stia attento, Tessa. Guardi che accetto sempre una sfida. Adesso basta. Non permetto a nessuno di scherzare sull'argomento delle mie terre. Mi dispiace, non avevo nessuna intenzione di offenderla. Tu invece sì, vero? È dall'inizio della serata che cerchi ogni pretesto per offendermi e umiliarmi davanti a tutti. Prima con le tue discutibili conoscenze femminili. E adesso con la tua arroganza da cafone arricchito. Ti avverto che non intendo sopportare oltre questo atteggiamento. Una situazione molto imbarazzante. Può dirlo, caro amico, ma non certo una situazione nuova. Mi fai riaccompagnare in paese, per favore? Non te la sarai presa per le parole di quella pazza. Ti prego, Osvaldo, non insistere. Come vuoi. Si è fatto tardi anche per me. Non c'è alcun bisogno che scomodi il suo stalliere. Posso riaccompagnare io la signora in paese. Grazie per l'ospitalità, Reininger. Madame? Maria, Che cosa vuoi? ho bisogno di parlarti. Carolina, lasciaci soli. No, lei resta con me stanotte. Volevo avvertirti che sto partendo per sistemare certe faccende legali in città. Tornerò non appena possibile. Buonanotte. Ma diceva sul serio, signora. Lei vuole che io... Certo che voglio. Dai, spogliati. Spogliarmi? Io... Ha bisogno di qualcosa, signora? Sì, vieni avanti. Da parte di un certo signor Alessio. Li ha portati personalmente? Sì, signora. E gli hai parlato? Sì, signora. Di che cosa? Niente, abbiamo parlato soltanto del tempo, signora. Guarda che è un uomo smaliziato di città. Sì, signora. E se ti fa delle avance, dimmelo subito, capito? Sì. Su, adesso va. Va a sistemare la veranda. Domani voglio fare una gran festa. Ho voglia di vedere gente, di prendere aria. Sì, signora.
Sono stanca di ammuffire qui dentro. Brutta giornata, eh? Già. Le donne brillano per la loro assenza questa sera, non crede? D'altra parte, ecco, sì. Un ottimo punto. Forse non mi hanno ancora perdonato di aver preferito il baccarà alla loro compagnia. Già, le donne sono come gli elefanti, non dimenticano mai nulla. Hanno preferito probabilmente evitare un confronto che per loro è sfavorevole. Lei è troppo bella e affascinante. Allora, Conte, vince di nuovo? Come sempre, caro amico. Sfortunato in amore, eccetera. Ma ho sentito dire che anche con le donne lei se la cava egregiamente. Brava. Guardi, caro, che lei mi sta facendo la corte. Si ricordi che io sono una donna sposata. Lo so, e d'altra parte io non avrei molto da offrirle. Solo tanto denaro, e di quello lei ne ha già abbastanza. Il denaro non è mai troppo, caro Tessa. Vuole scusarmi un istante? La prego. Che cosa ci fai tu qui? Te l'ho detto che è pericoloso. Non gridare, vuoi farti sentire da tutti i presenti? Senti, Alessio, lo sai benissimo che qualcuno ti potrebbe riconoscere. E adesso è meglio che tu vada via. Tesoro, io pur di stare con te sono pronto a correre qualunque rischio. Tu scherzi, non ti rendi conto che potrebbero separarci ancora? Questa volta non può succedere, sono venuto per portarti via. Non ti credo Maria, io. tesoro, ma ti pare questo il modo di sequestrare i tuoi ospiti più affascinanti? E che cosa aspetti a presentarmi questo bel giovanotto? Mi dispiace, Carlotta, il signore mi stava giusto dicendo che devi andare via, un impegno urgente, non è vero? Era vero, infatti, ma che importanza ha il lavoro di fronte a una signora? Meraviglioso, e te lo rubo per 5 minuti, venga con me. Dunque, mi racconti qualcosa di lei? Non ci siamo già conosciuti da qualche parte? Non credo, signora, Lei può frequenta darsi. l'ippodromo? La vedo contrariata, c'è qualcosa che non va. No, nulla, assolutamente nulla. Ma ho bisogno di emozioni, di qualcosa di forte. Ho capito, io ci sto. Ha vinto, le mie congratulazioni. A che cosa state giocando? A baccarà, lo conosce? No, mi insegnate? Non credo proprio sia il caso. Ho sempre adorato il rischio. Come si fa? È molto facile. 2 carte allo sfidante, 2 carte al banco. E la facoltà di chiedere un'altra carta. Il punto massimo è il 9. E la carta più alta in tavola vince. Beh, non mi sembra difficile. Posso giocare? Ma certamente. La signora Grandi sarà lieta di cederle il posto, non è vero? Prego. Noi giochiamo per soldi, in contanti. Nessun problema. Bastano? Ah, certo che bastano. Prego. Allora distribuiamo le carte. Maria è fissata col baccarà. Sì. Una carta, prego. Bene. Può darsi che sbagli, ma per me niente. 8. È incredibile. Lei è la donna più fortunata che conosca. Probabilmente ho sbagliato, dovevo prendere un'altra carta. Ma lei ha un 9, ha vinto. Sul serio? E pensare che non me ne ero accorto. Ma sapete che questo gioco è divertente? Su, facciamo un altro giro. Prego. Bene. A questo punto io mi ritiro in buon ordine. Preferisco abbandonare il campo di battaglia prima della disfatta totale. Non lo trovo corretto, Tessa. Tocca a chi perde decidere di abbandonare il gioco. Infatti, il signor Carli sarà sicuramente lieto di darle la rivincita, signora Reininger. Noi da parte nostra le auguriamo buona fortuna.
E grazie ancora della splendida serata. Buonanotte, signore. Buonanotte. Bene, ora che intenzioni hai? Lo hai detto tu, non ho scelta. Un gentiluomo che vince non può lasciare il tavolo di sua iniziativa. Vediamo, mi devi esattamente 840.000 lire. Una bella somma. Allora, sei disposto a giocarti tutto in un solo colpo, raddoppi o niente? Sei sicura che è quello che vuoi? Più che sicura. D'accordo. Otto. 9. Hai perso. Avanti, parla. Si può sapere che cosa vuoi veramente da me. Se non sbaglio, 840.000 lire per 2 fa esattamente 1.680.000 lire. Ecco che cosa voglio, nient'altro. Non crederai che abbia una simile somma con me. Firma questo. A me basta. Scrivi la somma e firma. Sei un lurido verme. Oh, beh. E adesso, fuori. Grazie. Non sai proprio perdere. Maria, aspetta, vieni qui. Sei un vigliacco. Lasciami. Lasciami. Su. Se fai un altro passo ti sparo. Ti ammazzo. D'accordo. Ma che fai adesso? Mi spoglio, non lo vedi? Si chiama legittima difesa. Se tu mi spari, mi troveranno qui nudo. E penso che nessuno si berrà la storiella che sei stata aggredita. Tuo marito non ci crederebbe mai. Non ti è bastato derubarmi delle mie terre? Ho derubato tuo marito e i soldi serviranno per noi due. Dammi la pistola. Sei sempre lo stesso. La pistola, tanto non spara. Non ti credo. Sei un vigliacco. Sei solo un vigliacco. Carolina? Marco, sono 3 giorni che ti ho chiesto di segare le assi per il padiglione. Voglio il lavoro finito per questa sera. Certo, signora. Vado subito.
La prego, signora, non mi sgridi per ieri sera. Stavamo solo scherzando, non è successo niente. Sì, va bene. Lasciamo perdere per adesso. Porta questa lettera al signor Carli alla locanda e assicurati che gli venga consegnata, d'accordo? E non dir niente al padrone, va bene? Non aprirò bocca, può stare tranquilla, signora. Grazie. Io mantengo sempre quello che prometto. Nessuno può resistere al mio fascino. Ha colpito l'avversaria al basso ventre. E non solo in senso metaforico, ma con risultati apprezzabili, mi pare. Prima i soldi, se non le dispiace. Più che giusto. Ecco quello che avevamo pattuito. Controlli pure. Non è necessario, tra persone d'onore. Avrò bisogno di tempo per poter pagare. Almeno un anno. Un anno non è certo l'eternità, ne convengo. Purtroppo una banca ha particolari esigenze di bilancio ed è costretta a considerare solo il lato pratico delle transazioni. E allora? Che cosa propone? Di cedermi le sue terre, villa compresa naturalmente, e sono disposto ad offrirle una somma sufficientemente remunerativa che le permetterà di onorare gli impegni di sua moglie e di sistemarsi convenientemente altrove. Questo è fuori discussione. Non abbandonerò questa casa e non permetterò mai che la terra dei Reininger cade in mani altrui. Mi ascolti, Tessa. Sono pronta ad ipotecare ogni centimetro quadrato delle mie proprietà, piuttosto che cedere ad un tale ricatto. Come preferisce Reininger? È questione di tempo, amico mio. Vedrà che prima o poi dovrà cambiare opinione. I miei ossequi. Che ti avevo detto? Guarda, mi dà appuntamento al lago. E questo ti fa sentire molto orgoglioso, non è così? Più che altro mi dà l'occasione di aumentare i profitti dell'azienda. Mi spiego? Che cosa è successo? Dovevo vederti. Il tuo biglietto era chiaro, hai intenzione di lasciarmi, non è così? No, mi sono espressa male. Il fatto è che tu meriti di sapere la verità. Ma quale verità, Claudia? La verità! Prima di tutto voglio che tu sappia che ti amo. Che non ho mai amato nessuno nella mia vita. Lo so, anch'io ti amo. Oh, ti prego, Osvaldo, non fare così, altrimenti non riuscirò mai ad arrivare fino in fondo. Sei certa che sia necessario? Sapere che tu mi ami è l'unica cosa che mi interessa. Ma io ti ho ingannato, ti ho mentito. Io non sono quella che tu credi. Ho sempre saputo che eri la complice di quel ladro. Quel ladro è Alessio ed è con tua moglie. L'ha convinta a fuggire con lui. Ti prego, va da loro, fa qualcosa, fermali. Lui è pericoloso. Andiamo. Amore mio, non vedevo l'ora di stringerti fra le braccia. Oh, Alessio, ti desidero tanto. Portami via di qui. Ma perché hai ceduto a te se il mio debito di gioco? L'ha consegnato a mio marito, lo sai? L'ho ceduto per avere i soldi necessari a fuggire con te. Te l'avevo detto. Lo so che è un espediente orribile, ma che altro potevo fare? Voglio portarti via di qui. Sì, amore, sì. Ecco, questi sono tutti i miei gioielli. Ci potranno essere utili. Addio. Sei un mostro, ma io non ti lascerò andare via. Metti via quella pistola. Non si scherza con le armi. Aspettami qui. Devo cercare di fermarlo. Maria! Maria! Maria, di qualcosa.
Adesso è tutto finito. Tutto. Maria. Maria. Non abbandonerò questa casa e non permetterò mai che la terra dei Reininger cada in mani altrui. Come preferisce Reininger? È questione di tempo, amico mio. Vedrà che prima o poi dovrà cambiare opinione. In tutti questi anni non ho fatto altro che sopportare la tua disgustosa presenza. Non c'è mai stato un istante di gioia nella mia vita. E il solo effetto che mi hanno procurato le tue carezze non è stato altro che ribrezzo. Nient'altro che ribrezzo. Ma fai attenzione! Ma che cosa avete fatto, imbecilli? Non si preoccupi, signore. Faremo in 5 minuti. Maria carissima, non sai quanto mi sia di conforto ricevere le tue lettere. In questo convento le giornate scorrono monotone, così identiche da far apparire tedioso persino il prevedere ciò che accadrà. So che non è giusto che io mi lamenti. Tu sei stata fin troppo buona a trovarmi questa sistemazione e le suore qui sono molto gentili con me, anche se io non sono esattamente una di loro. Ma quando mi giunge posta da te, allora tutto cambia come d'incanto. Corro nella mia piccola cella a leggere ciò che mi scrivi e comincio a sognare il tuo mondo, le feste sfavillanti, la corte degli uomini che ti circondano e infine l'immenso amore di tuo marito, che purtroppo non conosco. Oh, come vorrei essere amata anch'io da un uomo simile. L'altra notte, te lo confesso, ho sognato di lui e ti prego non ridere, ti ho tradita con il pensiero. Cara Maria, come sempre provo un immenso piacere quando ricevo le tue lettere. Tutto ciò che mi racconti rappresenta per me l'unico contatto con il mondo esterno ed è per me l'unico contatto con la vita. Non sono tagliata per passare le mie giornate rinchiusa qui dentro, di questo ne sono più che sicura. Oh, come vorrei che qualcuno venisse a prendermi e a portarmi via per sempre. Ma tu sei l'unica persona che mi sia rimasta e sei sposata e non voglio certamente turbare la tua vita privata. Sai a cosa alludo? La Madre Superiora la prega di attendere. Non appena sarà finita la funzione, potrò condurla da lei. La Madre Superiora l'attende, prego. Se devo confessarvi la verità, signore, Carlotta rappresenta per noi una costante preoccupazione.
In principio avevamo ardentemente sperato che la grazia della vocazione scendesse su di lei. Tutto lasciava credere che fosse così, e la stessa povera signora se ne mostrava lieta. Ma ad un tratto le cose cambiarono. Si chiudeva in cella ogni volta che arrivava una lettera di sua sorella e passava ore ed ore a fantasticare distesa sul suo letto. Non vedo che cosa ci sia di tanto strano. Bene, intendo portare Carlotta via con me. Cosa avete detto? Avete udito perfettamente. Verrà a vivere con me nella mia casa di campagna. È il desiderio di mia moglie. Ma non pensate che un mutamento così improvviso possa nuocere al suo equilibrio psichico? Non potrà farle che bene. D'altro canto, ho deciso di mantenere il lascito al convento. Mia moglie sarebbe certamente d'accordo. In tal caso, voglio dire, così stando le cose, penso che non vi siano ragioni che si frappongano all'uscita della nostra protetta. Desiderate vederla? Certo, mi farebbe molto piacere. Vieni avanti. È permesso? Che cosa vuoi? Due signori chiedono di parlare con lei. Che accidenti vogliono? Vengono da parte di un istituto, una cosa del genere.
Notizie di mio nipote? Non ancora, ma non tarderà molto. Il treno è già arrivato da un pezzo e da qui alla stazione quanto vuole che ci metta. Prego. Benvenuto, signore. Grazie. E benvenuto anche a lei, signorino. E dov'è il signor Reininger? L'attende nel salone. Molto bene. Buongiorno, signore. Guardavi tua zia. Era molto bella. La donna più affascinante che io abbia mai conosciuto. E è come se fosse ancora qui, fra noi, viva, come un tempo. E così tu saresti Marco. Bello, alto, un vero Reininger. Sii il benvenuto in questa casa. Spero che il tuo soggiorno qui sarà piacevole. Immagino che lei sia il precettore di mio nipote. Massimo Renda. Il presidente dell'istituto ha molta stima per le sue capacità didattiche. Spero di poter condividere la sua opinione. Cercherò di fare del mio meglio. Bene. Penso che il viaggio sia stato particolarmente faticoso. Teresa vi mostrerà le stanze. Ci rivedremo all'ora di cena. A più tardi, signore. Presumo che vi siate resi conto dell'assenza di impianti a gas in questa casa. Non sono un fanatico fautore del progresso. Io preferisco l'antica semplicità alle cosiddette scoperte della tecnica moderna. Prendete ad esempio la luce delle candele. È andata benissimo per secoli ai nostri avi. E io non vedo perché non possa andare bene anche per noi. Consideriamo, se volete, il treno, il telefono, i tentativi di volo. Non fanno che affrettare la fine dell'umanità. Lei non la pensa così, signor Renda? Ah già, Renda. Non ho mai avuto molta memoria per i nomi. Allora qual è la sua opinione in proposito? Penso che la verità sia nel mezzo. La tecnica può aumentare la potenzialità dell'uomo a patto che non ne soffochi i valori. Vieni avanti, che aspetti? No, prego, restate seduti. Bando alle cerimonie. Lei è Carlotta, la sorella di mia moglie Maria. Lui è mio nipote e lui... Massimo Renda, il precettore di... Stia comodo, prego. Siediti. Scusate il ritardo. È molto timida. E ciò accresce la sua straordinaria bellezza. Chiede continuamente scusa, come se si sentisse sempre colpevole di qualcosa. No, grazie, non ho appetito questa sera. Il cibo non va sprecato con quello che costa. Ogni giorno che passa la vita diventa più cara. Allora, Marco, coraggio, raccontaci un po' della tua vita in collegio durante tutti questi anni. Veramente non c'è molto da raccontare. Signor Reininger, Marco è un ragazzo fondamentalmente timido e soprattutto taciturno. È il suo punto di vista. Per me, invece, il silenzio è un'ottima maschera per nascondere l'ignoranza, non trova? Posso versarle da bere? È completamente astemia. Personalmente disprezzo le donne che amano l'alcol. L'amore per qualcosa non significa necessariamente esserne dominati. Non crede? L'amore è un argomento poco noto a Carlotta. Capisco. E ogni riferimento all'amore non farebbe altro che annoiarla.
Salve. Le ho fatto paura? Non l'avevo sentita avvicinarsi. Passerò dei mesi in questa casa. Dovrà abituarsi alla mia presenza prima o poi. Deve scusarmi, ma non sono più abituata a vedere molta gente. I visitatori qui sono così rari che mi sento così impacciata. L'aiuterò a sentirsi a suo agio, vedrà. Non può vivere tutta la vita in clausura. Conoscere i nostri simili, comunicare con loro, significa partecipare all'esistenza, realizzare se stessi. Lei è davvero molto simpatico, signor Renda, davvero. Le sono molto grato. Sono certo che diverremo amici. Carlotta. Carlotta, vieni qui. Ho lasciato in disordine le mie carte. Potresti andare a riordinarle per cortesia? Grazie, cara. Signor... Renda. Ah, signor Renda, vorrei che lei cercasse di non alterare le abitudini di questa casa. Beh, mi dia il tempo di ambientarmi. Più che ragionevole. Ma intanto si attenga ai miei consigli. Carlotta è molto sensibile ed è sempre vissuta lontano dalla cosiddetta mondanità. Non è abituata ad avere rapporti con chi che sia, eccetto me, ben inteso. E un improvviso mutamento di abitudini potrebbe provocare in lei deplorevoli squilibri. Capisco. E che cosa dovrei fare, secondo lei? Evitare di rivolgerle la parola per quanto le sia possibile. Non sarà semplice vivendo sotto lo stesso tetto. Sarà più facile di quanto non creda. Non avrà molte occasioni di incontrare Carlotta. Anzi, penso che non ne avrà affatto. Le auguro una buona giornata. Chi è? Sono Massimo, mi apre. La prego, mi ascolti, la prego. Oggi è una bellissima giornata. Potremmo fare una piacevole passeggiata in riva al lago. Ora non posso spiegarle le ragioni del mio comportamento, ma creda che non ho niente di personale contro di lei. Se desidera veramente il mio bene, la prego, se ne vada. Sarà meglio per tutti e due. Carlotta mi dirà tutto quando ci vedremo. Sì, va bene, ma adesso se ne vada, la prego. Non ho mai significato un granché per nessuno nella mia vita. Maria, al contrario, possedeva tutto quello che una donna può desiderare. Bellezza, fascino, intelligenza, amore. Mi trattava come una serva, forse anche peggio. Ma non avevo la forza di ribellarmi. Lei era troppo al di sopra di me. Era al di sopra di tutto. Quando morì pensai di essermene liberata. Ma mi sbagliavo. Le somigliavo e Osvaldo se n'era accorto. Dal giorno della sua morte si era chiuso in se stesso e aveva interrotto ogni contatto col mondo esterno. Poi una sera mi comunicò la sua decisione. Ancora una volta non seppi resistere e acconsentii, forse anche per pietà. Poi quella mascherata si trasformò in una ributtante mania. Osvaldo non si accontentò più di vedermi muovere in quella stanza nelle vesti di mia sorella. Pretese che mi spogliassi e che indossassi la sua biancheria. E la prima notte fu un tormento. Mi obbligò centinaia di volte per lui
senza sapere che cosa significasse amare. Ora sai tutto di me. Non ho più niente da confessarti. So tutto. Ebbene, sento d'amarti. Sei stata con lui, vero? Non negarlo. Vi ho visto rientrare insieme. Non ho più intenzione di mentire, né per te né con te. Che cosa vuoi dire? Che lascio questa casa per sempre. Non puoi farlo. Non puoi, te lo impedirò. È inutile. Io lo amo. No, ti sbagli. Il rancore e l'odio finiranno per separarvi quando ti vedrà come la causa della sua rovina. Che cosa vuoi dire? Di quale rovina stai parlando? Del disprezzo che riceverà quando sarà espulso dall'ordine per comportamento immorale nella sua professione. Tu faresti una cosa simile? Puoi esserne certa. No. No, io voglio soltanto la sua felicità. Ti ucciderò, Maria. Ucciderò te e il tuo amante. Sei proprio sicuro di voler restare? Per anni questa è stata la dimora dei Reininger e io sono uno di loro. Parli come tuo zio. Anche lui non avrebbe mai lasciato la sua casa. Bene, buona fortuna. Ti auguro tanta felicità. Arrivederci. Arrivederci, signore. Non essere triste. Vai, cocchiere.